Beh, la prima domanda è d'obbligo. Qual era il tuo ambiente familiare? E quali erano anche le opinioni politiche? Beh, è un ambiente familiare, per me è molto difficile usare le categorie classiche, borghesia, proletariato o quant'altro, ma direi borghesia perché piccola borghesia. Mia madre era un'insegnante elementare, mio padre ha avuto una carriera di vita piuttosto strana, nel senso che nella sua giovinezza ha fatto per tanti anni il rappresentante di pasta, di libri, di Feltrinelli, anche perché questo gli consentiva di stare in giro per il mondo e far politica. Poi è stato chiamato alla Sanremo, che allora nasceva, perché il Veneto erano gli anni fine 50, primi 60, l'anno del primo grande sviluppo. È stato chiamato in Sanremo a lavorare alle vendite ed è diventato per parecchi anni il direttore delle vendite a Sanremo. L'ambiente era questo, ma non era tanto questo l'importante era che mio padre e anche mia madre, anche se nel ruolo, come dire, un po' più silenzioso che le donne avevano in quegli anni, erano stati partigiani. Per cui erano stati partigiani e poi mio padre aveva sempre fatto politica, quindi io sono nata dentro questo ambiente di, come dire, di curiosità, di dibattito. Non so se è solo l'ambiente, perché per esempio non ha coinvolto mia sorella, ma ha coinvolto me fortissimo da subito. Per dirvi, uno degli amici di mio padre era il vecchio ingegnere Amadio che aveva collaborato all'Ordine Nuovo di Gramsci a Torino, dove cioè c'era come dire, i libri della Feltrinelli, per esempio, no? Di cui mio padre aveva la rappresentanza, che erano così, uno stimolo continuo. E poi anche la scuola, io ho fatto il liceo classico a Treviso, in una posizione molto buffa che io ho sempre trovato divertente perché io venivo da fuori, dal paese, la mattina in corriera, in pullman, no? E il liceo classico di Treviso era frequentato naturalmente come dire, dai figli della buona borghesia, molto poco amanti della cultura classica, ma sicuramente molto coinvolti nel... Ma a me però questa cosa non è mai pesata, nel senso che io avevo come dire, un'innata consapevolezza che il mio rapporto col futuro, con la scuola, con la conoscenza era mio. Mi sono trovata molto bene quando nel 68 abbiamo cominciato, le prime assemblee del 68, io le ho fatte al liceo classico di Treviso, erano ordinatissime, con alcuni ragazzi che facevano parte allora della FIGC, del movimento giovanile del PC, con altri che eravamo noi, la maggior parte, che eravamo invece, come dire, sì, nuovi e curiosi, molto molto curiosi, questo sì. Una curiosità che è rimasta poi negli anni. Ecco, questo è l'ambiente familiare. Era un ambiente, come dire, non chiuso però, perché per esempio la mia nonna era una cattolica convinta, però era una cattolica molto sicuramente antifascista e anche sicuramente, come dire, di quel cattolicesimo forte della cultura contadina locale. Lei faceva la sarta, ma insomma era una, no? Ci sono stati dibattiti, ci sono state discussioni, ma anche da lì mi veniva una certa rilevanza. Avevano vissuto in Francia dopo la crisi del 29, quando mio nonno aveva perso la sua attività qua e lui aveva lavorato al Genio Civile, quindi sono andati in Francia a lavorare in qualche impresa di costruzioni. Una delle mie zie era rimasta in Francia, una cugina ha sposato uno che poi era dentro il Fronte Popolare francese, quindi c'era come dire, un giro di formazione che andava molto al di là di quello che poteva essere così l'ambiente del paese e anche l'ambiente di Treviso, che era sicuramente molto chiuso, però ripeto, io avevo abbastanza bypassato questa chiusura. Non mi sfiorava molto. Avevamo anche un professore di storia e filosofia che era uno di quei vecchi comunisti che si ritenevano quasi clandestini nel Veneto degli anni 60, che poi lui abitava addirittura a Montebelluna, e però, come dire, aveva scelto per noi, me lo ricordo ancora, il libro di storia dello Spini, per cui era un endorsement, anche quello a pensare in qualche modo criticamente. Ecco, poi
fatta la maturità, il dubbio non è stato cosa fare, dove andare. Io veramente avrei scelto di fare architettura nella mia idea, così. Però architettura voleva dire ma via da casa, perché anche se poi non era vero, ma allora ancora sì, Venezia non era. E poi tutto sommato già era stato scelto il liceo classico, perché il liceo scientifico non si sapeva bene cosa potesse fare poi una femmina, ecco, vabbè, insomma, era andata bene anche col liceo classico. E adesso invece era venuta fuori, come dire, la laurea più congeniale sempre alla donna, e però io a questo punto ho detto, vabbè, se deve essere dell'ambito letterario, che sia storia, cioè se non è quello che posso prefigurarmi come futuro, che mi sarebbe piaciuto, perché ho sempre amato l'architettura e l'urbanistica, e il mio secondo figlio si è laureato in architettura, difatti. Dice che non è colpa mia, ma forse sì. E allora ho scelto storia, e uno dice, beh, se mi iscrivo a storia non vado nella prima università che trovo, provo ad entrare in normale, questa è stata la strada, ecco. Alla fine della guerra mio padre aveva 19 anni, aveva fatto tutta la campagna elettorale per il referendum nel 1946 col Partito Repubblicano di Bergamo, perché nella nostra zona era presente e forte. Era anche un'eccezione, erano addirittura nel CLN, a differenza che in altri posti, perché era un movimento forte, un movimento, come dire, molto sentito, soprattutto nell'area lì del Montello, pedemontana, veneta. Lui non aveva votato al referendum perché non aveva l'età, però aveva fatto il referendum. Poi era entrato nel PSI. Era entrato nel PSI, del quale a un certo punto era stato anche eletto deputato, ma poi con la storia delle preferenze Matteotti aveva scelto il collegio di Treviso e aveva lasciato, non mi ricordo adesso questo giro, insomma. Però neanche mio padre aveva mai avuto la passione, aveva una passione sfrenata per la politica, ma molto per la politica come movimento, come servizio, come l'esperienza partigiana credo che fosse servita in questo senso moltissimo, ecco. Mio padre è morto qualche mese fa, però lui ancora negli ultimi mesi di vita andava in Sardegna a presiedere i convegni, si era buttato dentro possibile, si era buttato, cioè era uno che, come dire, amava il cambiamento, il movimento, la mobilitazione, sempre meno lentamente. Beh, da questo si capisce già che questo padre ha un ruolo molto forte, forse anche perché è appena mancato, quindi in questo momento è anche un'introspezione più viva, più forte. Però l'ha avuto davvero. Di mio padre io ricordo che dopo la prima occupazione a Pisa di lettere ci fermarono tutti e ci portarono in questura per l'identificazione, e naturalmente arrivò alla caserma dei carabinieri locale l'avviso, no? La richiesta di informazioni. E mio padre venne a Pisa, mi ricordo un sabato e una domenica, un fine settimana, a Firenze, al bar, lì ci trovammo, e lui disse, vabbè, all'inizio cominciò con la predica, perché dovete stare attenti, beh, ovviamente perché era così, era anche molto incerto questo movimento, non si capiva bene ancora che consistenza potesse avere. E dopo però mi disse, e lo disse con un certo orgoglio, però sai che il maresciallo dei carabinieri che mi conosce mi ha detto, ma insomma qua mi arrivano queste richieste di informazione, sono tutti figli vostri, c'era da aspettarsi nient'altro dai vostri figli. Quindi era, come dire, una scelta che non è stata di rottura nel momento in cui è stata fatta, ecco, quella di studiare storia, di aderire al movimento, era quasi naturale, era un momento esaltante però di una storia che aveva già le sue premesse. Volevo chiederti com'era la situazione interna nella tua classe, nei rapporti interni del liceo classico di Treviso. Io credo che allora la composizione di classe fosse molto poco variegata, nel senso che erano arrivati al liceo l'anno in cui mi sono iscritta io, cioè il, fa conto, cos'era, 64? 4, 5, 6, 7, 8, sì. Le classi erano passate da 2 a 4. C'era un boom per allora, però
potete capire cosa vuol dire 4 classi di liceo in una città con tutto il territorio circostante, perché non c'erano ancora i licei non so, a Castelfranco, a Montebelluna o Derzo, c'era Treviso. Quindi la provenienza era, Treviso era sicuramente i figli degli avvocati, i figli dei medici, i figli anche come dire, dei possidenti, no, poi c'erano anche i bravi cosiddetti, cioè i figli della maestra, per esempio. So che è in parecchi questa storia della professione materna. E forse non è un caso quando abbiamo fatto un lavoro sulle staffette partigiane, sulle donne nella resistenza trevigiana, abbiamo trovato tante donne che avevano fatto la maestra, perché era il primo gradino dell'acculturazione, il primo gradino dell'apertura su qualcosa di diverso. Le differenze di classe, sì, ripeto, a parte che io ero, come dire, non le percepivo, non mi interessavano, non avevo questa smania. Ho trovato subito dei compagni, degli amici, delle amiche che avevano un pochino l'impostazione mia. Erano, ecco, il livello, come dire, meno altolocato era quello della borghesia impiegatizia, degli insegnanti che mandavano i figli, meno le figlie, ma insomma i figli, anche le figlie ormai, tante al liceo classico, questo sì. Vi dirò però una cosa molto triste che a me ha segnato profondamente. Da insegnante di filosofia io ho fatto gli esami di maturità nel 2009-10 al liceo classico per 2 anni e mi sono sentita riproporre dai colleghi che presentavano i ragazzi ambiente familiare meno ricco e meno importante. E ho detto, forse è ora di un altro 68. Poi tu arrivi a Pisa. Com'è stato, provenendo dal Veneto, l'impatto con questa città e con la scuola normale, con l'università? No, non ero mai stata io a Pisa, sono andata per il concorso e anche con una preparazione per il concorso molto individuale, diciamo che non avevo seguito corsi, non ero stata erice a quelle cose lì, no, non avevo fatto niente di tutto questo. Di Pisa io ricordo tantissimo Fubini che faceva ancora l'esame di ammissione di italiano, però io avevo fatto il compito scritto di storia naturalmente, perché se la va a San dire, che era una qualcosa sulla rivoluzione francese, credo, se non mi ricordo male. E ricordo però lui agli esami Fubini perché era una figura quasi mitica e affascinante, che mi aveva chiesto una cantica, qualcosa dell'inferno, che io non sapevo di dover ripetere, quindi era rimasta nella mia memoria, questo me lo ricordo. Non è che poi fosse stata una missione brillantissima, però quell'anno eravamo entrati in parecchi, adesso non mi ricordo. Forse anche perché la classe di lettere era molto numerosa, mentre invece poi il resto si concentrava nella classe di scienze, che era il gioiello ancora della normale, ecco, per cui. Io di tutti quegli anni ho un ricordo, sicuramente sarà falsato perché sarà frutto della selezione che uno fa, ma non ricordo grandi studiate, ricordo di più grandi assemblee, grandi riunioni la sera al FAI, alla Federazione Anarchica, che ci prestava la sede fredda. È forse per quello che me le ricordo con questa intensità. Le prime occupazioni, le prime discussioni. Poi in normale si vive in collegio, il collegio femminile al timpano aveva dentro già un po' di persone. Io per esempio avevo ritrovato lì la Paola Di Paolo, trevigiana, che già era nel movimento, soprattutto la Rina Gagliardi, che era la Rina Gagliardi che mi diceva sempre: mi sono laureata per merito tuo, perché col tuo pragmatismo veneto mi hai costretto a fare la tesi. La Rina era fortissima. Perché stava per mollare, andava avanti anni e io andavo lì la mattina e dicevo: adesso scrivi la tesi su Rosa Luxemburg, of course, per cui io. Ecco, il legame è stato questo, è stato proprio passare da alcune figure e poi dentro la normale, vabbè, c'era un distacco abbastanza forte tra questo gruppo di ragazze che avevano questo impegno politico forte e invece quelle che noi chiamavamo le letterate classiche, che appunto erano un buon numero, tra l'altro, perché poi filologia della normale non era una cosa
da poco. Del resto la direttrice, la vecchia signora Zerboglio, era una delle prime donne che si erano laureate in legge in Italia, quindi era, come dire, era rigidissima ma poi dispostissima a discutere. Cioè all'inizio aveva le occupazioni, poi invece discuteva, veniva, stava, ecco. Lei sì, aveva anche insomma, una certa, era molto rigida, però molto anche di buona benevolenza nei nostri confronti. Rispetto a questa classe che faceva le lettere antiche, io ho ricordi meno, come dire, di minori relazioni. Certo non erano mica cattivi, erano, sì, ciascuno si faceva i cavoli suoi. Poi dentro il timpano, ma il nostro gruppo per esempio ogni tanto riportava dentro il timpano quelle che se n'erano andate ma erano ancora nel movimento, tipo la Carla Melazzini, altra persona per me importantissima, perché aveva tutto un suo spessore anche culturale, anche di percorso poi che aveva fatto e che stava facendo. Non per nulla poi è andata a fare la scuola di strada a Napoli con Cesare Moreno. Ecco. Quindi era un po', non c'era una... Noi non ci vivevamo molto come timpanine, appena si poteva si andava anche fuori anche a vivere, non c'è stata molta... Sì, non c'era chiusura di questo ambiente. Certo la partecipazione era nettamente separata, cioè da un gruppo di chi si dava da fare, un gruppo di chi invece partecipava meno, in misura minore. Mi ricordo certe compagne della classe di lettere, come per esempio proprio le due friulane che ti citavo prima, la Gallo e l'altra che non mi ricordo come si chiama, la Vidoni, la Sgrilli mi ricordo che aveva questo nome impossibile. Sì, no, la Piemonti, la Anita Piemonti era un anno prima o 2 anni prima di noi, ecco. Con queste, però erano sempre persone che orbitavano intorno al movimento, intorno alla partecipazione politica. E per me è stata subito anche partecipazione politica, prima quando ancora a Pisa si chiamava Potere Operaio, e poi soprattutto con Lotta Continua, con la fondazione di Lotta Continua, lì poi è stata anche militanza. Quella per me è stato il momento più bello, perché io ho vissuto questa cosa stranamente. Poteva sembrare paradossale l'idea che ci fosse questa, che riproponesse anche dentro il movimento una sorta di elite. Però forse il fatto di essere donna e non uomo, femmina e non maschio, teneva abbastanza lontano da rischi di liderismo, di autocompiacimento. E per me valeva quella curiosità di cui parlavo prima, era il rapporto con la gente, l'andare nei quartieri, l'andare mi ricordo delle discussioni nelle sezioni del PC, del circondario di Pisa, che erano un po' surreali all'inizio perché ci guardavano come marziani, però poi diventavano molto accalorate. Ecco, era stato proprio questo rapporto che io non avevo avuto da me, perché da me il fatto di essere fuori dalla città implicava, come dire, io avevo il mio mondo di là, che era quello che ho descritto prima, ma la scuola invece era la scuola, appunto. Da dentro il timpano non esisteva, nel senso che dentro il timpano, dentro la normale, però invece dentro il movimento c'erano delle mediazioni, per esempio il fatto che avessimo con l'università molti dei ragazzi che venivano da fuori, io mi ricordo alcuni sardi, alcuni dell'Abruzzo, no? Ururi per esempio, cioè il padre di Fratoianni. Ecco, siccome venivano da fuori, avevano una problematica completamente diversa di casa dello studente, erano un rapporto, questo era un forte rapporto con l'università. Con la città, non lo so, ci sono stati dei momenti in cui avevamo l'impressione di avere un legame con certi vecchi contatti, per esempio mi ricordo l'Annunziatina del quartiere, che era stato un quartiere antifascista che aveva cacciato i fascisti, che non li aveva mai lasciati entrare, un po' come la nostra fiera a Treviso, un altro quartiere dove i fascisti non riuscivano a mettere piede, e che per esempio nelle manifestazioni, in quelle, no, quelle un po' più, quando si tentò di bloccare i comizi elettorali con, mettiamo, la DC fuori legge, quella
no, mettiamo l'MSI fuori legge, a morte la DC che lo protegge. Ecco, con quello slogan erano state manifestazioni piuttosto violente e anche piuttosto dure. Il quartiere in qualche maniera riviveva un certo rapporto. La città contemporanea, diciamo, ma secondo me non aveva una relazione tanto diretta con col movimento. Il movimento è stato solo negli anni 70 che poi in maniera contrastata, ma in qualche modo c'è stato, il movimento ha anche cercato uno sbocco nella rappresentanza politica, facendosi esso stesso rappresentanza, ma nel 68 era vissuto abbastanza come esterno. Ripeto, Pisa aveva forse condizioni diverse da altri, per esempio la presenza di tanti studenti greci che in quegli anni erano da noi e quindi la presenza di loro che scappavano dal regime di colonnelli, come dire, costituiva una mediazione teorica, no? Sti ragazzini cosa vogliono, che protestano, magari non si capiva, ma se invece si diceva siamo con loro, siamo con, capito, siamo contro, cioè ci si ricollegava a una storia antifascista della città, e Pisa non c'è dubbio che ce l'aveva, anche molto, molto consolidata e solida, allora si ricreava un po' questo rapporto. Con il movimento in sé io non ricordo. No, perché le stesse persone di Pisa che entravano nel movimento erano abbastanza scollegate dalla loro vita quotidiana, diciamo. Io non ricordo, che ne so, inviti a casa, anche perché allora bisogna anche dire che la famiglia aveva una struttura ancora molto, molto rigida, cioè tu non portavi, sì, stavi a casa coi tuoi, perché non c'erano ancora, no? Difatti io mi ricordo il caso proprio della Carla Melazzini, che era uscita, che pur avendo il perfezionamento era uscita dalla normale, abitava in una casa sua, era ancora un'eccezione, era buffo, ma si usciva di casa solo per maritarsi, credo, anche nel movimento tutto sommato, per cui era un po' una doppia vita, tu vivevi di qua ma dopo vivevi la vita normale, era, almeno io l'ho sempre percepita così. Va detto però che noi eravamo da fuori, quindi eravamo già in qualche maniera un corpo estraneo, un corpo diverso. Tu hai accennato che ha avuto per te una grande importanza la dimensione del cinema, sia il cinema d'essè, diciamo, a Pisa, ma anche le sale normali, perché venendo da un piccolo paese dove non c'era il cinema, era la scoperta di un mondo, per così dire. Mentre invece si muovevano tantissimo sul piano così del movimento, della partecipazione, queste persone di cui vi ho parlato, molto anche quelle che facevano storia dell'arte, l'istituto d'arte che aveva Raghianti, ancora allora, prima della donna che poi è diventata direttrice, la Barocchi, sì, Barocchi. E che ha voluto dire, tra l'altro, per me, ecco, questa sì una scoperta del 68, proprio fortissima, il cinema. Perché abitare in un paese fuori Treviso voleva dire che al cinema tu non andavi mai, perché poi, no, o poco, ecco. La televisione allora era una cosa diversa da adesso, invece lì la scoperta del cinema, del Mignon, dei cineforum, ma anche dell'Istituto d'Arte, ma più che altro del Mignon, che aveva tutto il cinema francese di quegli anni che passava di là. E poi anche il cinema di Pisa, comunque, perché una città universitaria aveva comunque un occhio benevolente verso la partecipazione degli studenti allora, e poi era ancora, cioè non erano tempi in cui il cinema fosse ancora un bene di lusso come è diventato adesso. Cioè. È stata fondamentale per te l'esperienza del volantinaggio, in particolare l'esperienza, diciamo così, da donna a donna delle fabbriche che avevano prevalente componente femminile. Come si sviluppava questo rapporto? Forse perché noi due eravamo donne, era un rapporto molto più tra donne che tra operai e studenti. Nel senso che si andava naturalmente nei momenti in cui c'era, non so, uno sciopero generale, però veniva sempre molto fuori la condizione femminile, il discorso e quindi era più un rapporto, ecco, che forse è stato più alla nascita di questa componente, diciamo, femminista di processo personale, di crescita anche, e che mi pare fosse anche vissuto molto bene. Certo, era un rapporto che o poi non si consolidava poi in strutture organizzative, questo è il discorso.
avveniva davanti alla fabbrica nel momento in cui ti ritrovavi magari in piazza. Poi certo, quando si trattava, ma venne fuori ben dopo, no? Beh, me lo ricordo qui nel Trevigiano, il discorso dell'aborto o del divorzio, allora lì sì, però il rapporto era molto su questi temi qua. Io ricordo a Montebelluna un'assemblea infuocata sull'aborto, in cui però c'erano alcune compagne proprio del PC e della CGIL che dicevano ma insomma questa libertà assoluta delle donne di scegliere non va molto bene perché anche gli uomini devono dirla loro. Ecco, mi ricordo proprio questi dibattiti molto, molto animati sul personale politico, questo sì. D'altra parte, rifacendomi a quello che dicevo prima, io avevo l'esperienza, allora, la mia mamma era stata partigiana, però poi aveva fatto l'insegnante. Negli anni 50 aver fatto la partigiana nella scuola di base non era un grande vantaggio perché anzi era una cosa sostenuta silenziosa. Però io ricordo che la mia mamma in quinta ci faceva leggere, dunque io sono proprio, credo con la mia quinta, l'ho messo via questo libretto, un librettino sui 10 anni della liberazione, 45-55. Sì, io ero a scuola in quell'anno, facevo la quinta proprio, perché poi nel 56 sono andata invece alle medie, o no? No, no, il libro era uscito nel 55, lei ce lo fece leggere quando facevamo la quinta, perché io ho fatto la quinta con la mia mamma. Il discorso sulla Costituzione di Calamandrei, che era uscito in un piccolo libricino pubblicato a cura non mi ricordo se dell'Ampi di Treviso o di qualcuno altro. Lei la faceva questa cosa, cioè parlava in qualche maniera ai suoi studenti, però era una cosa quasi carbonara, ai suoi studenti, ai suoi alunni, però era una cosa quasi carbonara, nel senso che non era possibile. Nella mia vita però ha avuto un'influenza non da poco anche la mia nonna cattolica di cui parlavo prima, che era una donna come dire, per un certo verso conservatrice, legata a schemi familiari. Il suo figlio maschio era il suo figlio maschio, le sue figlie femmine erano un'altra cosa, però con me non so perché lei aveva sempre questa idea che io dovevo, secondo lei andava bene se io facevo l'architetto o il medico, qualcosa. Era una, come dire, che aveva quella concretezza molto forte. E era una che sul lavoro non aveva, come dire, aveva fatto un'esperienza di lavoro. Era andata a fare l'apprendista da piccolissima, fatta la quarta elementare o la terza addirittura, e così via. Quindi aveva un rapporto anche forte col mondo del lavoro, con le persone che lavoravano. E me la ricordo un po' per la componente. Era un femminismo a suo modo, era il femminismo quello della normalità, diciamo, non quello delle rivendicazioni, ma quello della pratica, dell'essere consapevole di sé. La donna è forte, era il motto, ecco, come dire, se potessi riassumerlo. E rispetto anche al rapporto con le operaie era questo che noi cercavamo, cioè costruire un rapporto tra dire ma sì, noi anche nel movimento, rispetto ai leader, rispetto alle cose, forse siamo più dietro, non siamo le prime donne di questa cosa, però siamo quelli che cercano di ricostruire questa forza, e questo era una bella cosa, perché ci veniva da loro più che da noi, no? Nel senso che era capire che ci sono percorsi difficili ma che la gente fa, sì. Invece con le fabbriche prevalentemente maschili, no? Era un rapporto più tradizionale, ripeto, molto mediato, almeno per l'esperienza che ho avuto io, abbastanza mediato dal sindacato e poi mediato da quella che era un po' la critica in quegli anni, negli anni 60, come nasceva il nuovo movimento operaio, quindi anche rispetto alle fabbriche c'era piuttosto il rapporto con qualche avanguardia che da là usciva e veniva. Dopo c'è stata Torino e allora lì, però Torino era Torino, Pisa era Pisa, Treviso era Treviso, cioè, capito? C'era una gradazione, e soprattutto nel 68 era ancora abbastanza difficile perché era proprio un altro mondo ancora. In questo lungo percorso da Pisa a Treviso e la tua militanza politica, qual è stato il rapporto
con il Partito Comunista, col PC? Il rapporto con la sinistra tradizionale, vabbè, già a Pisa era un rapporto conflittuale perché lo era per tutti. Per esempio io ricordo molto bene il momento della nascita del manifesto e la contrapposizione tra PC e manifesto. Però tutto sommato era un rapporto, se non altro, di discussione, di vicinanza. Ricordo una cosa molto divertente, che c'era un perfezionando francese che veniva dal PCF e che aveva cercato di convincermi a leggere qualcosa contro, è presente il malattia senile del comunismo, malattia infantile del coso. Credo però che avesse altre mire, volesse insegnarmi altre cose. E io, come sempre, molto sorridendo, facendo finta di non capire, ho detto no, guarda, io sono più per la malattia senile, mi va benissimo, e mi va benissimo la malattia infantile, perché le malattie infantili fanno bene, creano anticorpi. Ma questo era estemporaneo. Poi con il PC... Dunque, Treviso, a me, io ho sempre avuto, non ho avuto un buon rapporto con il PC di Treviso, perché in Veneto il Partito Comunista, almeno come l'ho conosciuto io quando sono arrivata, no? Aveva sempre avuto un atteggiamento estremamente settario nei confronti del resto della sinistra, del PSI. Cioè, PSI no, perché non sono comunisti duri e puri. Questo tra l'altro aveva comportato comporta tuttora, io credo, una sottovalutazione di quel che era invece la cultura popolare di resistenza, se volete, di resilienza al capitalismo, quella che aveva poi aperto le lotte operaie, le lotte contadine. Non andavano mai abbastanza bene perché non si iscrivevano al PC e non facevano la rivoluzione. Ecco, molto semplificato e detto così. Non è stato mai un rapporto di forte, come dire, proprio anche di sintonia, perché serve anche questo per avere una relazione politica buona. Era più buono in certe circostanze, ripeto, con la mediazione del sindacato, perché allora sì, io ho presente alcuni compagni che erano anche iscritti al PC, ma non avevano come dire, la rigidità del partito, erano compagni iscritti al PC perché stavamo da quella parte là, e alcune figure erano abbastanza significative e forti. Poi anche dove scattava, e scattava delle volte, soprattutto... Io ricordo dopo il colpo di Stato in Cile, per esempio, scattava questo ripescare vecchie posizioni antifasciste, no? Più evidenti, che negli anni erano state piuttosto messe a tacere, cioè questo recupero anche dell'idea della resistenza rossa, e quindi dove un legame diventava più concreto anche col movimento, cioè con qualcosa che riproponeva un modo di far politica non quello tradizionale dei partiti, nemmeno dei partiti di massa, perché era di nuovo un'altra cosa. Sono tornata subito nel Veneto perché, dicevo prima, io non sono rimasta in normale, perché non era, poi io studiavo con Mario Mirri, che in normale non aveva un grandissimo peso, perlomeno, non lo so, non so di perfezionandi di storia contemporanea, forse negli anni successivi sì, perché ne sono arrivati dopo. E forse anche non è un caso, perché era stato il 68 forse a incrementare questa passione per la storia, diciamo, del Novecento e per la storia contemporanea tout court. Allora meno, poi probabilmente dipendeva anche dal tipo di tesi, insomma non ero rimasta in normale. E io sono venuta via subito, sono tornata da me e ho cominciato a cercare di insegnare. Anche lì è pesato un po', forse con una laurea in normale avrei anche potuto cercare di fare qualcos'altro, però era abbastanza una soluzione E poi a me insegnare è sempre piaciuto. Ecco, forse insegnare mi è piaciuto anche perché a Treviso, se c'era qualcosa che si muoveva, era dentro la scuola. Era l'anno della CGIL scuola, e c'erano molti dei compagni di lotta continua, soprattutto della parte nord della provincia di Conegliano, quelli dell'area industriale, diciamo. Molti di questi insegnavano nelle scuole superiori di Treviso, quindi c'era come dire, un movimento che continuava sotto altre forme, con altre vesti, ma piuttosto
piuttosto impegnato. La CGIL scuola è stata un terreno molto forte di discussione, di formazione. E poi niente, poi ho continuato a insegnare. A me insegnare è piaciuto molto nella vita, perché era un modo di... Ho sempre ascoltato tanto, ogni tanto adesso ritrovo i ragazzi nelle assemblee. L'altra sera ne ho trovato uno all'assemblea di un centro sociale là di Treviso, che sopravvive un po' perigliosamente, ma sopravvive. E mi dice: professoressa, lei qui? Ah, mi piace tanto questa cosa. Vabbè. E con la città io avevo pochissimi legami, pochissime relazioni, il che ti dava anche un, come dire, un punto di vista privilegiato, perché della città io conoscevo vicende di storie, vicende di persone, ma non la realtà effettiva della città. Non l'ho mai amata tanto io Treviso, questa città così bellina, così pulita non mi ha mai appassionato, perché è una città molto, come dire, non conservatrice in senso politico, ma molto conservatrice proprio in senso sociale, molto statica, molto tranquilla, con anche iniziative, cose, ma sempre molto... Politicamente poi Treviso, vabbè, era DC, ma lì si tornava alle vecchie lotte tra... Ecco, lì forse pesava anche molto che DC, sinistra e poi nuove sinistre era un guazzabuglio con scarsissime relazioni e possibilità di relazione. Voglio dire, la sinistra tradizionale non è che faceva un grande tramite, no? Tra la città e la sinistra nuova, diciamo così. Funzionava di più allora il sindacato, quello sì, sia la CISL che tutto sommato anche la CGIL. Per dirvi, per me, vedere Signore e Signori al cinema è stato un godimento assolutamente... Però io di quella Treviso conoscevo solo degli spicchi, delle sfaccettature. Conoscevo per esempio Fiera, il quartiere, sì, perché al quartiere c'era la sede di Lotta Continua, perché c'era la vecchia tradizione antifascista e così via. Ma proprio dell'ambiente della città nel suo insieme, no, meno. E quindi è stato un po' un mancare della terra sotto i piedi. E dopo, vabbè, è diventata la scuola, la CGIL scuola, la militanza, sì, un po' alla volta si ricostruivano dei percorsi, ecco. Ma il gruppo proprio politico a cui ho partecipato dalla fondazione è Lotta Continua. Ricordo anche le assemblee proprio fondative, dopo che c'era stato un incontro nazionale a Trento, mi ricordo, di confronto tra i diversi movimenti e quant'altro, e sicuramente Lotta Continua, che poi voleva dire, ecco, un'altra esperienza che secondo me agli operai insegnava molto poco, ma non insegnava molto, erano i volantinaggi davanti alle fabbriche, perché era un contatto molto diverso dal presente con questi contatti virtuali, era un contatto diretto. E tra l'altro io ricordo che malgrado, cioè come dire, la cosa più negativa poteva essere il disinteresse, ma non c'è mai stata un qualcosa di negativo, cioè di andatevene via perché siete, no, ecco. No, mi ricordo la Saint-Gobain di Pisa, mi ricordo altre fabbrichette, perché poi io e la Cecina, si chiamava di soprannome perché era piccolina e magra, sempre di Lotta Continua, che ci eravamo scelte le fabbrichette femminili, le piccole confezioni, eccetera, ce n'erano parecchie a Pisa. E avevamo un rapporto insomma, abbastanza forte. Probabilmente puntava molto poco come dire, all'indottrinamento, all'adesione al gruppo, puntava molto di più a creare, era molto, per me molto positiva quell'esperienza là, che poi ho ritrovato anche tornata a Treviso, perché anche a Treviso, avendo lasciato Lotta Continua a Pisa, io l'ho subito cercata a Treviso. Treviso aveva un'impronta un po' diversa, perché dentro Treviso naturalmente era fortissima la componente di origine cattolica, di provenienza cattolica della sinistra. Però c'era anche la presenza forte di alcuni nuclei operai, e poi io mi ricordo i contatti con Schio, dove invece Lotta Continua aveva una presenza molto forte, e anche lì la presenza davanti alle fabbriche, per esempio Conegliano, la Zanussi, che allora era uno dei punti di elaborazione forte. E sempre con questa caratteristica di, cioè come dire, però io credo che questa fosse anche una caratteristica proprio culturale più veneta, cioè di questo
per noi come dire, anche la rivoluzione è una cosa normale. Tenetevi calmi e cambiamo le cose, cioè ha più questo no, è meno gridata, meno slogan, Difatti forse ha pesato moltissimo per noi di più l'ideologizzazione forte, fortissima, che poi ha portato alla disgregazione completa, tra l'altro, della sinistra come rappresentanza, forse era anche nella natura di lotta continua, questo essere più movimento, essere più dentro e non aver mai risolto, come non l'ha risolto tutta la sinistra, il rapporto poi con la rappresentanza, con lo Stato, con la politica, quella politicata che sarà una bella cosa, ma se non interviene poi tutto non si tiene più, ecco. Quindi era lotta continua, per me proprio lotta continua. Mi ricordo la casa arredata con i manifesti di lotta continua, queste cose qua. Complessivamente che giudizio dà con quello strumento perfetto che è il senno di poi del 68? Il primo problema che io mi pongo è, ma bisogna dare un giudizio del 68, perché voglio dire, potresti chiedermi allo stesso modo, che giudizio dai della rivoluzione francese? Cioè, chi se ne frega del mio giudizio? Cioè, voglio dire, per me è stata una fase importante. Mi sembrano assolutamente antistoriche, non solo astoriche, quelle posizioni che cercano di dire, allora, il 68 è durato da A, è finito nel terrorismo, è finito nell'edonismo, ogni tanto ne sento di buffe che non riesco proprio a capire, no? Mi interessa molto di più capire, ecco, per esempio, per me il 68 è stato l'inizio di un percorso anche individuale, femminista o parafemminista se vuoi, perché era mescolata dentro tante altre cose questa posizione, però dal punto di vista individuale sì, era molto forte nel progetto di vita quest'idea della sicurezza femminile, e questo è stato sicuramente una cosa, ma non è che il 68 l'ha determinato, il 68 è uno di quei momenti in cui il movimento storico accelera e tu ti trovi dentro un groviglio di cose vecchie, nuove, da rifiutare, da prendere, da sperimentare. Poi magari ti accorgi anche che hai fatto degli errori, ma insomma vabbè, ma che è continuo, io credo, cioè non è, almeno per me è stato così, è stato un momento di rottura, ma non un momento di negazione del prima e di, come dire, delusione del poi, della tristezza del reduce poi, non è stato così, è stato un momento, vabbè, abbiamo anche subito delle sconfitte, ma forse era anche inevitabile, nel senso che è stato un movimento che non è vero che ha coinvolto tutta la società era affaccendata in altre cose, però l'ha sicuramente influenzata, ha sicuramente, come dire, interagito con questa faccenda. Tutto il movimento dei diritti civili, penso che senza il 68 non avrebbe avuto un grande senso, cioè non sarebbe riuscito ad emergere, sicuramente non da quelle che erano le posizioni sul piano sociale dei diritti individuali che aveva la sinistra tradizionale, che era estremamente conservatrice, al di là dell'unica cosa che pareva interessare al vecchio radicalismo socialista del divorzio, era l'unica cosa che, vabbè, siccome l'aveva fatto Napoleone, allora dovevamo rifarlo anche noi, ma che invece era, ecco, quelle sono state battaglie molto impegnative, sia quella del divorzio che quella sull'aborto, però al di là di questo, ecco, non credo che siano da leggere nel senso, prima del 68 eravamo così, dopo c'è stato il 68 e siamo diventati colà, non è assolutamente vero. Gli operai della Zanussi avevano fatto una splendida lotta proprio di base con i loro comitati nel 60. Nel 68 avevamo poco da insegnargli, di nuovo avremmo dovuto semmai fornire uno sbocco. Ecco, in questo senso credo che il fallimento, come dire, la non realizzazione è stata quella del rapporto tra movimento ed espressione politica in senso anche istituzionale compiuto. Là no, là ha fallito, ma poi quelle del dire è sfociato nel terrorismo, è sfociato in questo, è sfociato in quello, tutto sfocia in qualcos'altro, no, voglio dire, la rivoluzione francese è sfociata in Napoleone e il risorgimento rischiava di sfociare, in ogni caso è sfociato in uno Stato italiano un po' balordo, per cui cioè, no, non puoi dire che questo sia colpa di Garibaldi, ecco. E le domande finali sono quelle topiche, no? Che
possono anche essere sganciate dal 68. Un libro, un film, una canzone. Beh, allora, di legato al 68 io faccio fatica a scegliere perché io sono una lettrice onnivora e ho sempre letto tantissimo. Ricordo un libro che è legato a un'esperienza, cioè al mio pendolarismo tra Pisa e Treviso, quando faceva, e di aver letto in treno in 2 o 3 volte, in su e in giù, L'uomo ha una dimensione. Perché era legato proprio come dire, alla situazione del viaggio, al prendere contatto con una realtà anche dal punto di vista teorico più ampio del movimento locale. E anche come dire, a questa sensazione proprio del leggere qualcosa che segnava in qualche modo un percorso e di leggerlo in questo essere tra qua e là, sospesa in qualche modo tra qua e là. Film, io ricordo un film che ho visto sicuramente in quegli anni, anche se non so di che anno sia, e che io ho amato tantissimo, che era Zabriskie Point. Proprio, quello è un film di quelli che ricordo tanto, però poi farei una gran fatica a scegliere tra tutti i film francesi del Mignon, perché andavano bene tutti, cioè era tutta una scoperta nuova. Anche altri film che uscivano in quegli anni, per esempio Soldato Blu, che è anche un altro film che apriva questa, come dire, questa prospettiva nuova che in effetti adesso sembra scontata, ma allora era assolutamente nuova. E me lo ricordo sto film, ma poi ce ne sono tanti altri. Ecco, per i libri, vabbè, sì, c'è quello, dico, quello proprio lo ricordo la situazione di lettura, capito, che mi piaceva molto. E poi ce ne sono tanti altri. La canzone, beh, io, la normale aveva questa virtù di avere un'enorme biblioteca, però soprattutto di saggi, va detto, perché poi per i romanzi uno si arrangiava, e di avere anche un'ottima collezione di dischi. Ecco, il rock, io l'ho scoperto, la musica rock l'ho scoperta là. Quindi tutti i gruppi rock inglesi, americani, non so, gli U2, no, gli U2 sono venuti un po' dopo. Non c'erano gli U2, allora c'era Jethro Tull, che ho sentito sicuramente in normale, e anche i Led Zeppelin, c'erano i primi Led Zeppelin, sì, ecco. Queste qui sono state scoperte, sono legate a quel tempo là. Poi naturalmente c'è tutta la canzone politica, perché nelle mie esperienze di militanza c'è stato un accoppiamento poco giudizioso col Nissim del canzoniere pisano. Il Nissim era una persona deliziosa, piccolina, minuta, e andavamo alla Saint-Gobain a volantinare, mi ricordo, però lui faceva parte del canzoniere pisano, quindi ascoltavamo questi dischi belli, peraltro, come tutta la canzone Ivan della Mea, per esempio, ecco, un altro fortissimo